Sindaco Perencini, una giornata molto importante per Farra di Soligo con un restyling dei lavori portati a termine a tempo di record. Sì, è un altro importante opera che abbiamo concluso quest'estate, permettendo quindi agli studenti di entrare con l'efficientamento energetico del plesso di Soligo. Una bella soddisfazione, un'altra opera importante per i più piccoli e quindi oggi l'abbiamo inaugurata come era giusto che sia, anche perché loro se l'aspettavano, visto appunto che hanno visto proprio il cambiamento della scuola in tempi molto veloci nel periodo estivo. Un'amministrazione molto sensibile alla tematica dell'istruzione, quindi soprattutto per i più piccoli. Beh, questo senz'altro. Teniamo presente che questa è la seconda inaugurazione di un secondo plesso che facciamo quest'anno. Il primo è stato Col San Martino circa un mese fa e oggi abbiamo inaugurato Soligo, quindi una bella soddisfazione, ma anche perché è una delle priorità dell'amministrazione, quella legata appunto alla sicurezza dei ragazzi all'interno degli edifici pubblici, in questo caso le scuole. Pian pianino le stiamo mettendo a posto tutte, siamo già arrivati a buon punto, per cui oggi è un'altra conclusione di un'altra opera importante, iniziata con i lavori dell'antisismica del 2021 e conclusa appunto nel periodo estivo con l'efficientamento energetico e quindi con impianto fotovoltaico, cappotto esterno, serramenti, porte interne, luci interne e anche rifacimento dei bagni. Grazie. Grazie e insomma viva gli studenti, viva la scuola che insomma loro rappresentano il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro.